Il lato divertente della vita coniugale. Titolo: O teatro a domicilio. Io sogno un criato di mia moglie, mi tratta peggio di un cameriere. Travaglio sempre, tutte le ore, senza stipendio e senza assicurazione. Continuamente ella mi dice: fammi la spesa, e ta monnezza, pigli un musicchio, calcia la pasta, leviamo il righe della tovaglia, non vari acqua, entra nel bagno, piglia la mela prima di pisciare, a sto ta luce che questa cara, ma quando mangi, quando mi costi, sono due robe non capitali. Io resto muto e non mi ribello, per me che sogno ormai vecchiariello, pure un insulto è un conforto. Ormai ci sono abituato, che io non mi afferro, mi fingio sordo e faccio un giornato. Non senti i schigli e ride sempre. Penuzza mia moglie non è isterica, si sfoga sempre solo gridando e facendo finta che si sta stancando, ma lo fa solo per scherzo, per consiglio medico. Solo così si ci aggiusta la pressione senza bisogno di nessuna pinna. Fare una scelta al giorno solo per farsa è troppo salutare. Siamo coscienti che una vita, chi lo conta, è la fantasia, non costa niente e ne dona tanta allegria.